Hola, buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live del Marietto Veneziano per le Sibille Interattive. Vi ricordo per chi vuole fare delle domande, mi raccomando nome e data di nascita, poi che la domanda sia ricca come si dice, di spunti, ricca di tracce che possono dare alle Sibille la possibilità di capire bene dove agganciarsi. Poi vi ricordo anche che il Degarma Marietta Veneziano hanno un sito, cioè un sito, il sito del Capitano, dove ci sono più di 20 ebook di radionica radiestesia, sono gratuiti e ne hanno già scaricati più di 175.000 e il Marietta Veneziano e il Degarma hanno regalato all'umanità qualcosa come 2 milioni di circuiti, 2 milioni e mezzo di circuiti radionici e quadranti radiostesici. Quindi lì ci sono anche le spiegazioni per chi vuole. In più abbiamo una sezione shop dove si possono acquistare il ciondolo magico, uno dei nostri best buy. Questo ciondolo è programmabile, si possono applicare varie programmazioni di difesa e quant'altro, costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Tutte le informazioni comunque sono sempre nel sito del Capitano, nella sezione shop. In più per altre particolarità abbiamo i sigilli creati da Hildegarda, ce ne sono più di 50 scelte, vengono creati su misura, non è che sono dei sigilli copia e incolla, ma vengono proprio creati e consacrati alla persona che li acquista per i propri bisogni e proprie, come si dice, mancanze a livello vibrazionale. In più per gli altri, per le altre persone che invece vogliono, non so, per attività di lavoro, per benessere, per i sentimenti, abbiamo anche dei riti operativi, chiaramente si attivano solamente dopo un consulto per vedere dove e quale bisogno c'è, quindi questi riti operativi possono essere di vario tipo, magnetizzazione, fortuna, denaro, abbondanza, benessere, per rilanciare una ditta, per proteggere una ditta e quant'altro. Quindi potete sempre contattare il Degarma Marietto Veneziano per fare un consulto e valutare i vari prezzi, i vari percorsi. Non bisogna pensare però che siano cose modello mordi e fuggi oppure che basta che parti un rito propiziatorio che la vita cambia. Dovete capire che ci sono delle tempistiche importanti e bisogna entrare nell'ottica di aver pazienza e dopo le cose, quando il rito operativo viene attivato, ad agio incominciano a prendere forma. Quindi vi ricordo, allora, il ciondolo, 150 euro più 10 euro di spedizione, abbiamo i sigilli, vari sigilli, più di 52 sigilli, poi abbiamo i nostri riti operativi e poi vi ricordo che il Legarda è lunedì e venerdì alle 21:15 e con il Marietto Veneziano mercoledì alle 21:15. E il vostro Marietto c'è quasi sempre alle 11:20 alla mattina. Bene, vi ricordo anche che su Face abbiamo due gruppi importanti, casti sacerdotali e, come si suol dire, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Penso di aver detto tutto, iniziamo un po' con le prime domande. Mi raccomando, chi fa sempre le solite domande viene, tra virgolette, saltato per il semplice fatto che bisogna dare spazio alle persone nuove che non ci conoscono ancora. Intanto vediamo che c'è nella nostra amicizia Felix che saluta. Grazie Felix di aver salutato. Noi, voilà, eccoci qua. Felix saluta, poi abbiamo Pierluca, il nostro Pierluca che è sempre presente. Ciao Pierluca. Abbiamo anche la nostra Elisabetta Sorrentino. Bene. E poi eccoci qua con il nostro Mirko. Bene, vediamo un po'. E poi abbiamo anche la Carmela. Voilà, Vi ricordo anche un'altra cosa, per gli amici di Face dovete iscrivervi alla piattaforma StreamYard. Bene, andiamo
iniziamo con la prima domanda della nostra amicizia Felix, che è l'Anna. Anna del 90 e Alessio dell'80. È ancora preso da me, stiamo frequentando da mesi. Allora, comunque, Anna, dovresti anche aggiungere, se siete single, se avete già, come si suol dire, dovresti mettere qualche piccola annotazione in più, perché così sembra che voi siate single, e praticamente vi state frequentando perché magari ci sono alcune coppie che magari hanno altre persone vicino, compagni, via dicendo, se no la domanda non è proprio, non può essere sempre precisa. Comunque, partendo dal presupposto, ecco, l'amico di Facebook è bello che ci saluta, però lo invitiamo, vedete, a iscriversi a StreamYard per poter vedere il suo nome, perché se no purtroppo se fa delle domande la cosa è irricevibile. Bene, iniziamo con la nostra Felix. Felix, cioè la nostra Anna del 90, che chiede eh, se è preso da te. Vediamo un po'. Ma diciamo che la situazione è in divenire, certo c'è qualche resistenza, c'è qualche resistenza, ma sembra che la situazione vada nella direzione auspicata. Vediamo un po'. Allora, nemico. Beh, il taglio fa un po' paura, fa un po' tremare le gambette, è un taglio un po' debole, è un taglio un po' impietoso, direi, perché sembra quasi che ci sia tanto nervosismo, tanta gente che dice tutto contrario di tutto, e poi c'è un nemico. Sembra quasi che la tua domanda forse ha un senso, ha qualcosa di profondo, avverti sicuramente qualcosa che c'è nell'aria. Il nervosismo, o perché magari è stato consigliato male, o perché ci sono persone al di fuori della vostra cerchia di amicizie che dice qualcosa che non è realistico. E poi vedo che c'è una persona, non so se è lui, no? Non so se è questo ragazzo, questo Alessio, no? Che vedo che insomma c'è qualcuno che sembra che remi contro, dicendo cose che poi nella realtà non sono concrete. Ma vediamo la stesa per la nostra Anna. Vediamo un po'. In effetti, Anna, hai ragione. Vediamo un po'. Ma guarda, la domanda è pertinente, Anna, perché vediamo un po' perché. Allora, vedo che c'è nel passato, questa è la linea del passato, questa è la linea del passato che ci fa capire che c'è stato qualcosa di rubato, c'è stato qualcosa di qualcuno ha rubato qualcosa a qualcuno, o voleva rubare, c'è nel passato qualcosa di clandestino. Poi vediamo qua una donna vittoriosa che dovresti essere tu, perché chiaramente io di Anna non conosco niente, no? È una nuova entrata che fa una domanda, e vediamo un po' come evolve la stesa. Quindi, e vedo che lui era molto, 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 come si dice, motivato nei tuoi confronti. Si vede qui una motivazione importante, perché capisce che sei una donna vincente, però sembra che ci sia qualcosa sotto che bolle in pentola. Poi non so cosa è successo, se per gelosia, per un atto di orgoglio, però vedo che lui era partito molto positivo nei tuoi confronti, molto, molto agguerrito, no? Verso di te nel senso positivo. Poi è successo qualcosa amplificato da gelosia. Quindi è stato un passato in cui tu eri molto predominante, lui era molto, come si suol dire, nella tua direzione, ti vedeva molto bene come una donna preziosa, una donna vincente, una donna che cadeva sempre in piedi. Poi è successo qualcosa, non so se è legato a gelosia o a qualcosa o di orgoglio, però c'è stato qualcosa che ha inclinato un pochettino la crescita di questa conoscenza.
Nella linea del presente, nella linea del presente sembra che da lontano, vedi, arrivino delle notizie che non sono coerenti, cioè sembra quasi che ci sia in ballo una piccola bugia, sembra che ci sia delle cose che non sono realistiche. E qua è importante vedere, c'è una giovane donna che entra in scena. Allora, questa linea è una linea pesante perché si vede una donna che può decidere, una donna che è un po' volubile, è una donna anche che si porta forse anche delle bugie dietro e vedo che c'è un blocco. Quindi nel vostro rapporto sembra che sia quasi, non dico di sicuro, ma quasi entrata in scena una persona o entrerà in scena una persona da lontano che non è vicino a voi che porterà delle notizie che non saranno tanto realistiche e vedo poi qui che le sibille parlano di un blocco o di un cambiamento. Quindi preparati, cara amicizia, preparati perché Anna del 90 vedo che sta entrando in scena qualcuno di nuovo. E infatti cosa succede? Vedo qua che ci sarà una situazione in cui si cercherà di rammendare questa problematica, questa entrante in scena di questa persona qua e ci sarà molto dialogo, magari anche nel cerchio delle vostre amicizie, si cercherà di ricucire lo strappo. Ma tutto nasce perché da lontano sta arrivando una giovane donna che cercherà di mettere il bastone fra le ruote. Poi cosa succede? Succede che lui cercherà di risolvere questa situazione, cercherà di risolvere questa situazione che insomma sarà una situazione non leggera, però vedi questa situazione, il personaggio che è in questo caso qua il mercante è sempre un personaggio un pochettino stretto di gomiti a livello sentimentale e quindi sembra che lui stia valutando la situazione per il suo interesse, sembra quasi un narcisista e infatti vedo che c'è una freddura, non so se da parte tua o da parte sua, comunque vedo che ci sarà un futuro dovuto all'entrata in scena di una, molto probabilmente una donna giovane, no? Che la situazione sembra, si cerca di rammendare, no? Di ricucire lo strappo e vedo che lui valuterà secondo i suoi interessi. Poi andiamo avanti perché questa la stesa va a massimo 6-9 mesi, no? Vediamo che ci saranno sicuramente importanti comunicazioni fra voi due, si cercherà appunto di nuovo di ricucire, di avere molto probabilmente qualcosa di importante, tu ci spererai e io vedo un ritorno. Quindi, come potremo vedere tutta questa stesa? Beh, diciamo che la situazione è in divenire, che entrerà in scena molto probabilmente una persona che da lontano, che ancora non si conosce, che dirà tutto il contrario di tutto, che metterà un po' in crisi le vostre frequentazioni, poi vediamo appunto che lui cercherete di rammondare perché il premio è mezzo vuoto e mezzo pieno, dipende dai punti di vista, però vedo che ci sarà ancora molto dialogo. Poi lui cercherà in un certo senso di fare i suoi interessi e vedo che avrà un po' di gelo, però alla fine riuscirete sicuramente ad avere ancora, vedi, il ritorno, ad avere ancora una pace. Tu sei molto forte, l'abbiamo già visto qui. Comunque diciamo che tutto si evolverà in senso positivo. Certo, qualche problemino c'è, come in ogni coppia, però vedo che la situazione può migliorare. Devi stare solo attenta a questa persona che arriva da lontano. Bene, passiamo alla prossima domanda e vediamo la nostra Carmela, che prima saluta pure, la nostra Carmela dice buongiorno. Vediamo un po' la nostra Carmela. Ricorda l'utente user qui di Facebook che se non è iscritto a StreamYard, che è gratuito, si iscrive una volta e poi non possiamo rispondere perché è irricevibile la domanda. Ecco. Rispondiamo alla nostra Carmela. Ciao, vorrei sapere se lavorerò presto come pulitore. Allora, lavorerò presto come pulitore nell'ASL Carmela dell'81. Vediamo un po'.
C'è anche un'altra amicizia che si saluta, ciao, grazie di aver salutato, fa sempre piacere. E ritorniamo alla nostra Carmina. mm. Allora, vediamo un po' se la Carmina lavorerà presto all'ASL. Scusate, è che ho fatto il vaccino e quindi figuratevi voi. Il primo vaccino, per fortuna faccio le pulizie radioniche con tutti i miei assistiti, e se no, da quando ho fatto il primo vaccino, anche il marietto, purtroppo, è come tutti. Allora, vediamo un po'. Carmela dell'81, qui la situazione è un pochettino impegnativa perché vedo che c'è una situazione un po' nervosa, forse è un lavoro che hai già fatto o ti piacerebbe continuare a fare, però vedo che ci sono delle frizioni, delle situazioni difficili, vedo che non è facile, il taglio è così, quindi vedo che è un lavoro che molto probabilmente hai già fatto o in altri posti, però la situazione sembra, perché c'è gente che dice tutto, contrario di tutto, ci sono attimi di nervosismo importanti. Vediamo un po' per la nostra Carmina. Allora, la domanda è se la chiameranno presto. Allora, io vedo che ti hanno valutato, anche che sei una donna che lavori, sei una persona che lavori molto bene, sei una persona fedele, sei una persona con delle qualità, però vedo che c'è stato un po' di freddura perché in segreto ti guardavano e hanno visto che però sei una persona che ha delle qualità importanti. Stanno pensando se in un certo senso chiamarti all'ASL, però vedo della freddura, riceverai un messaggio che molto probabilmente non ti darà soddisfazione adesso, in questo tempo presente. Quindi diciamo, tu hanno visto che sei una persona valida, che hai delle qualità, sei una persona fedele, che non, insomma, che non ti, ti arrendi, però vedi nella linea presente, vedo che le sibille fanno capire che c'è un po' di freddura, un po' di separazione. Riceverai un messaggio infatti fra un po' che non sarà quello che ti aspetti, ti vedo giù di morale. Però, però, il futuro molto probabilmente sarai di nuovo esaminata e vedo che ci sarà qualcuno che molto probabilmente ti prospetterà qualcosa di nuovo, però non sarà quello che ti aspetti. Attenzione perché c'è un ritorno al lavoro, c'è un ritorno al lavoro nel futuro che però avrà come si dice, un blocco importante. Quindi diciamo che la prima parte della stesa io vedo che riceverai una notizia che non ti farà piacere, sarà bloccata. Poi vedo che ci sarà di nuovo un esame, un colloquio con qualcuno che ti darà delle cose che purtroppo non saranno corrispondenti alla realtà, però un ritorno al lavoro che hai già fatto vedo che c'è, un ritorno che ti piaceva. E dopo ci sarà ancora un piccolo blocco, ma questa è solo la partenza. Vediamo un po' più o meno come andrà a finire. Vedono che sei una persona che si dà molto da lavorare, riceverai una lettera e molto probabilmente in futuro, entro l'anno, molto probabilmente avrai sicuramente la soddisfazione di avere un lavoro, vedi allegria, una comunicazione ufficiale, vedono che o una persona ti contatterà o sei tu che vedono che lavori bene, molto probabilmente in una casa, può essere una cosa sicura comunque. Il finale fa capire che molto probabilmente verrai contattata, però ti dico che non è per domani. La prossima comunicazione che dovresti ricevere purtroppo qui vediamo che non sarà scusate, non sarà quella che ti aspettavi. E poi attenzione al prossimo esame perché ti diranno, o il prossimo colloquio perché ti diranno cose che poi non sono realistiche. Però un lavoro sì, lo farai. Bene, e la nostra Carmela ringrazia. Benissimo. Quindi molto probabilmente in futuro sì, per il momento c'è qualcosa che blocca.
Vedo anche la nostra Hildegarda che ci saluta tutti, la più brava sibillologa d'Italia dal mio punto di vista, sempre attenta, sempre pronta a dare una mano. Sapete che se volete consultarla potete tranquillamente chiamare al suo numero, è 20 euro 45 minuti, Hildegarda è sempre disponibile. Bene, andiamo avanti con le prossime domandine. Ricordo sempre che io rispondo alle persone nuove. Se una persona ha già ricevuta in un mese, in 2 mesi una domanda, è meglio che lasci spazio anche per correttezza. Se volete invece consulti professionali, sapete benissimo che siamo sempre disponibili sia il legale che Maretto Veneziano. Vediamo un po'. Abbiamo la nostra Elisabetta, vediamo un po' l'Elisabetta. Cosa ci dice Elisabetta? Ciao Marietto, Giovanni dell'88. Ha mai avuto ripensamenti sulla nostra relazione Betta? Allora, Elisabetta, o ti chiami Betta o Elisabetta? Cioè, le domande bisogna essere un po' precisi, cari miei, perché sennò le risposte, visto che avete le domande, potete sfruttarle, no? Visto che è anche un impegno a parte no, dovreste essere un po' precisi. Allora, devi far capire, Elisabetta, se siete assieme, no? Un ripensamento su che cosa? Su che avete problemi, cioè deve essere un pochettino più articolata la domandina, così che riesco ad agganciarmi meglio alle sibille. Quindi se vuoi fare delle aggiunte, perché sennò ti arriva una risposta che è una mezza scarpa, mezzo zoccolo. Allora, facciamo un'altra domandina, visto che questa domanda è un po' così. Ah, vedi, Elisabetta, se no ti saltavo via perché, vedi, è una relazione passata. Bene, allora ha fatto un complimento così la risposta viene più precisa perché sennò io pensavo che magari potevano essere assieme. Allora, qui c'è una Elisabetta e un Giovanni. Giovanni 88, Elisabetta dell'89. Andiamo a vedere, così che gli rispondiamo, se no la saltavamo via chiaramente. Allora, questa signora chiede se sulla loro relazione passata lui ha avuto dei ripensamenti. Vediamo un po'. Qualcosina bisogna ammettere che c'è stato, che in pentola bolliva qualcosa. Sembra che il nostro Giovanni, zitto zitto, qualche ripensamento lo aveva. Vediamo un po' per la nostra Elisabetta. Allora, per un ritorno sembra che ci sia, cioè l'idea del ritorno l'ha accarezzata, però vedo che c'è del gelo. Sembra non perché chiaramente qui dove ci sono magari 5-6 gradi sotto zero, ma proprio un gelo, nel senso che l'idea deve averla accarezzata, ma poi il nostro Giovanni un pochettino deve essere rimasto così frenato, un pochettino, come si dice, non sicuro di questo passo, però diciamo che alcune volte questo pensiero deve averlo accarezzato. E andiamo avanti con le nostre sibille, con la nostra stesa. Ah, guarda Elisabetta, non vorrei dire ma c'è più di un pensierino, perché vedo nel passato, ok, c'è stato, vedi qua, lui si sentiva come, non so, c'è stato qualcosa che non andava, vedi il funerale, il vedovo, il messaggio, la fedeltà che va in cantina perché tu ti vedo triste. Poi non so se è intervenuto un altro uomo e lui ha cercato di rattoppare, però vedo che nel passato c'erano più scuri che chiari, c'era un qualcosina che non andava, infatti lui non si sentiva bene e infatti
avevate delle comunicazioni e tu vedi malinconica, sei sicuramente stata un po' delusa. Lui molto probabilmente, o questa è una nuova persona, perché io chiaramente non conosco niente di Elisabetta, però vedo che c'è qualcuno che è entrato in scena o lui ha cercato di rammendare. Nel presente sembra che ci siano delle comunicazioni, però io vedo entrare in scena un altro uomo nella tua vita. E quindi purtroppo sì, non conoscendo niente di te, non so, teoricamente potrebbe essere un uomo o un gran signore che ti vuole bene, che tu stai parlando con lui in questo momento, però lui qui io non lo vedo, perché lui non è che è molto più, anzi, non è per nulla, quasi siete coscritti, un anno di differenza, quindi non penso che sia lui, però nel presente io vedo che tu stai ricevendo o riceverai dei messaggi, avrai delle comunicazioni con una persona grande che teoricamente potrebbe essere lui, però vedo entrare in questa scena qui e è qualcuno che ti guarda di molto grande che ti vuole bene. Però è un grande punto di domanda questo, perché non conoscendo niente di te, non so, però non vedo lui che sta pensando a te. Nel futuro c'è qualcuno che ti spia in segreto e cerca di lavorare con te. La domanda è chiaramente lavorare con te a livello sentimentale. Vedo che qualcuno che ti spia, no? E in segreto, strategicamente, e lavora per conquistarti. Attenzione però, io non so se è questo Giovanni, perché in questa linea qui vedo entrare una persona che non mi assomiglia a Giovanni. Vedo che in futuro lui cercherà molto probabilmente di riconquistarti, però attenta perché mi sembra un pochettino, non dico un Don Giovanni, non dico un Narciso, però un tipo un po' strettino di sentimenti, un grande tipo che ha delle grandi qualità sicuramente, che magari fanno invaghire, no? Però stai molto attenta perché vedi è uscita la carta dell'allegrezza del cuore che indica che molto probabilmente il nostro Giovanni potrebbe anche avere un'altra relazione, un'altra relazione oltre che te. Quindi riassumiamo, nel passato che abbiamo visto che era una relazione passata, che tu sei stata male, poi è entrato in scena o lui ha cercato di ricucire o è entrato in scena qualcun altro. Nella linea presente vedo che, o nella linea presente futura e prossima, vedo che avrai delle comunicazioni, stai bene con una persona più grande che ti vorrà bene. Teoricamente potrebbe essere anche lui, però l'età mi sembra che sia molto più grande. In futuro però vedo che, visto che parliamo di lui, sembra quasi che in segreto cerchi di spiarti, di riconquistarti. Però è un pensiero un pochettino narcisista, perché vedo che lui cerca di ragionare, come imbrigliarti. E il problema è che non mi lascia tranquillo questa carta qua, non mi dà fiducia perché sembra quasi che lui in quel momento in cui tu avrai una relazione con lui o che lui ritorna o che tenta di riconquistarti, sembra che ci siano altre donne in giro. Ma adesso l'esito è la cosa più importante. Vedi, donna maritata, la nemica, lui che sviolina e ritorna. Allora, sembra che o è la mamma qua che cerca di metterci insomma di metterci il suo e poi vedo nemica. Quindi sembra che ci sia una donna che ha dei figli che non so se vi attaccherà nel futuro o cercherà di mettere o lui ha in futuro avrà una relazione con una persona che ha dei figli, però vedo che nel futuro queste due sibille non mi lasciano tranquillo, non mi fanno pensare che la cosa sia tranquilla, sebbene lui, vedi, cercherà un ritorno. Però da questa stesa mi sembra più che altro, come si dice, una persona che è un po' stretta di gomito a livello sentimentale. Io spero che sia la mamma, perché sennò qui vorrebbe dire che potrebbe esserci una donna con dei figli che molto probabilmente ha una simpatia per lui e che vi attaccherà e lui cercherà con te un ritorno, ma stai molto attenta perché questa carta non ci lascia tranquilli, e neanche questa. Comunque adesso tu in questo tempo dovresti incominciare o a relazionarti o a conoscere qualcuno che sembra molto più grande che ti vuole bene. Poi dopo, visto che la domanda era fra te
e lui, Elisabetta, ci sono entrate delle altre figure che non conoscendo la tua storia non so definire. Comunque la situazione più o meno dovrebbe essere così. Un ritorno ci sarà entro l'anno, non sarà un ritorno soffice perché vedo che è un pochettino molto sensibile anche ad altre conoscenze. Bene cari amici, io vi ringrazio, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, vi ricordo che se volete dei consulti, il legale Maletto Veneziano sono sempre disponibili, il numero di telefono lo vedete scorrere, sono sempre 20 euro 45 minuti, anche quello di Ildegarda. Vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ricordo ogni mercoledì il legale Maletto Veneziano alle 21:15, alla mattina invece c'è sempre più o meno il vostro Marietto alle 11:20 per le sibille interattive. Se volete fare delle domande mi raccomando, no? Fatele più complete che possono, così che il vostro Marietto riesce a darvi una stesa limpida, pulita, senza interpretazioni. Bene cari amici, grazie di avermi seguito e vi aspetto mercoledì con il De Garda alle 21:15. Grazie e alla prossima.